guardati intorno. Vedi qualcosa di nuovo? Nel corso di quest'anno Dio ci ha parlato, portando i nostri passi verso una precisa direzione: il tempo di essere. Ha detto alle donne che è il tempo di essere coraggiose, per non avere paura di posizionarsi nelle proprie case in questo mondo come figlie di Dio. Agli uomini che è tempo di essere bracieri in cui il fuoco dello Spirito possa ardere, trasformando le nostre vite e infiammando ogni cosa intorno a noi. Ai giovani e ai teens ha detto di essere uniti, creare vere relazioni che li aiutino a far emergere la loro vera identità, una santa e integra identità. Ha ministrato che i bambini devono restare bambini perché chi è come loro entrerà nel regno dei cieli. E alla Chiesa che è il tempo di essere veramente una chiesa missionaria per essere rilevanti in questo mondo. Ha detto che è il tempo di portare il Vangelo in molti modi, ma senza perdere la sua essenza, essendo e creando imitatori di Cristo. Ha parlato di un tempo in cui essere profeti in questo mondo anche attraverso la danza, e ci ha direzionati ad essere uno anche al di fuori della Chiesa, iniziando dalle nostre case. Quando si parla di essere, non ci si riferisce a qualcosa di passeggero che in una notte nasce e in quell'altra muore, ma si sta parlando di avere una radice, una vera identità. Così come Gesù disse prima che Abramo fosse nato: io sono, facendo riferimento alla sua eternità e immutabilità, così anche noi, Chiesa, anche noi vogliamo essere. Vogliamo che Dio e il mondo possano vedere in noi non quello che pensiamo, non solo quello che facciamo, ma più di ogni altra cosa chi noi siamo. Manifestarci in questo tempo come figli di Dio che non si vergognano del Vangelo, ma che prendono la responsabilità dello Spirito Santo che vive dentro di noi. Vogliamo fare la sua volontà e vivere i sogni e i desideri di Dio per noi. Lui ci chiama oggi a essere la generazione eletta, sacerdoti del Re, la sua gente santa, il popolo che ha acquistato con il suo sangue. E noi vogliamo rispondere a questa chiamata, essendo la Chiesa che Lui ha desiderato e per la quale ha pregato, dicendo che siano tutti uno in me. Per questo, a partire da questo 20° anno di Chiesa, vogliamo sigillare quello che Dio ha messo davanti a noi. È tempo di essere, Chiesa, è tempo di essere, e a partire da oggi vivremo ancora di più questo nuovo tempo, il tempo di essere uni in Cristo, il tempo di essere Chiesa, il tempo di essere Be Church. Alziamoci in piedi per adorazione. Per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scetti per brillare la tua luce, cambiare la storia
la fiamma della tua passione. Un solo cuore col desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo. Che cosa? Siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno, tutti insieme, in te noi siamo. In te, il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno. In te noi siamo uno. In te noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno. In te noi siamo uno. In te ancora una volta noi siamo il tuo popolo. Il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno. In te noi siamo uno. In te e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Dai, tutti insieme, noi siamo il tuo popolo, noi siamo il tuo popolo. Voglio sentire il popolo di Cristo. Noi siamo in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno. In te ancora una volta, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno. In te noi siamo uno. In te, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce, ovunque andremo.
Benvenuti a B-Church. Benvenuti. Gira al tuo fratello e dici grazie di essere qua con me, di essere chiesa. Noi siamo uno. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore per questo tempo. Grazie per ogni persona che è qui a vivere questo tempo prezioso che Dio ci ha donato. Grazie per tutti voi che siete qua, che avete fatto la storia della chiesa di EM Verona. E adesso cominceremo un nuovo inizio con B-Church. Che Dio possa bendirvi a ognuno di voi e che noi possiamo camminare insieme. Ti invito a pregare in questo momento, chiude i tuoi occhi. Ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore per questi 20 anni, per ciò, perché tu sei qui questa sera, perché tu fai parte di questa storia. Padre, nel nome di Gesù, Signore, Signore, siamo qua riuniti, Signore, per ringraziarti, Signore. Uniti in una sola voce, come uno in Cristo, Signore. Il Signore ci ha scelto per questo tempo, per vivere ed essere chiesa. Il Signore sta ministrando tanto, il Signore sta parlando tanto, Signore. E noi preghiamo, Signore, per ogni persona che è qua, Signore. Noi preghiamo, Signore, per ogni persona che è arrivata fin qua, che ha fatto la storia, Signore, che ha partecipato di questo nuovo tempo. Spirito Santo, noi sappiamo che il Signore ha ancora tanto da fare, Signore. E noi vogliamo essere quelle persone che il Signore guarda e dice: chi userò? E che il Signore possa trovare in noi, Signore, questa chiesa disposta a servirti, questa chiesa disposta a amare il proposito di Dio per questa nazione, questa chiesa disposta a amare le promesse di Dio per questa nazione, questa chiesa disposta ad essere chiesa, non soltanto fingere, Signore, ma che noi possiamo portare questo nome dentro i nostri cuori, che noi possiamo camminare per la strada sapendo che siamo uno e siamo la chiesa del Signore. Padre, benedici questo culto, Signore, benedici, Signore, ogni cosa che sarà fatta. Noi sappiamo, Signore, che sarà un tempo speciale e pieno della tua presenza, ma, Signore, senza il Signore agire in questo luogo, senza che il tuo Spirito agisca in questo luogo, nada può succedere. Quindi, Spirito Santo, tu hai totalmente la libertà di agire in mezzo a noi. Agisci nel nostro cuore, togli ogni pensiero negativo, liberaci di ogni cosa, Signore, perché noi possiamo vivere questo momento completamente, donandoci alla tua presenza, Padre. Che il tuo Spirito Santo possa accompagnarci in questo culto questa sera. Amen. Noi confidiamo in te, Gesù. E ora una certezza. Ho una certezza. Gesù è mio. Il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì. Nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio lui non fallirà. Tu non fallirai.
confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Spirito Santo, Lui non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui. E io confido. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio Salvatore. E io confido in Dio, il mio Salvatore. E questa sera possa essere una serata in cui lo Spirito Santo ricorderà al tuo cuore ogni promessa che Lui ha fatto su di te. Non importa quanti anni siano passati, abbi fiducia che Lui compirà ogni parola. 20 anni sono passati da quando questa chiesa è stata aperta. Tante promesse sono compiute e tante altre si dovranno ancora compiere, ma il nostro cuore spera ancora nel Signore. Il nostro cuore confida ancora nel Signore, che ogni parola che è uscita un giorno dalla sua bocca non fallirà, ma si compirà nel tempo giusto. Perché la Bibbia dice che Dio non è uomo per mentire e tantomeno figlio dell'uomo per pentirsi di ciò che ha detto. Quindi questa sera spera ancora, confida ancora. Porta alla memoria ciò che ti dà speranza, porta alla memoria le promesse di Dio sulla tua vita. Io vivrò le promesse di Dio, io confido in Dio, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Dichiara: ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, ho cercato Dio e io confido. Ho cercato Dio, ho cercato Dio, ho cercato Dio e sempre Lui
mi hai risposto e io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto, ho cercato Dio, ho cercato Dio e io confido, ho cercato Dio, ho cercato Dio, ho cercato Dio e sempre Lui dichiara e io confido in Dio, il mio Salvatore. Confido in Dio, il mio Salvatore. Non fallirà, io confido in Dio, il mio Salvatore. Non fallirai, io confido in Dio, il mio Salvatore. E io confido in Dio. Come non vendere la grandezza di ciò che Dio sta facendo? Abbiamo dichiarato: io confido in Dio, e noi siamo arrivati fin qua perché noi abbiamo messo la nostra fiducia in Dio, perché per le nostre forze noi non ce la faremo ad arrivare fin qua. La Bibbia dice che uno si fidano dei cavalli, un altro dei carri, ma noi facciamo menzione del nome di Dio, ma noi facciamo menzione del nome di Dio, e per questo noi dichiariamo che noi confidiamo in Lui, noi confidiamo nella sua fedeltà. E se non fosse Lui, noi non saremmo arrivati fin qua. Per questo noi vogliamo cantare la bontà del nostro Dio, perché Dio è stato buono con noi, Dio ha fatto fruttificare questa chiesa, Dio ha fatto arrivare questa chiesa in Africa, in Romania, in Polonia, in Venezuela, in Perù, in Colômbia, in tante nazioni. Non perché noi abbiamo una forza sovrannaturale, ma perché noi abbiamo messo la nostra fiducia in Dio. E Dio è fedele, e Dio è buono. Cantiamo la fedeltà del nostro Dio. Alleluia, Gesù. Ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio.
tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce, chi mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità, tua presenza mia. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, do tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele in ogni tempo. Obrigado, Signore. In ogni tempo tu sei buono. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Dichiara ancora una volta, sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, Gesù. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore.
La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Pace Chiesa B-Church! Benvenuti al nostro 20° anniversario, 20° compleanno di Chiesa. Voglio invitarti in questo momento a sederti perché abbiamo da fare alcune presentazioni e ringraziamenti dovuti in questo momento per questi 20 anni di Chiesa e per il cambiamento del nome della nostra Chiesa. Dovete sapere che diversi anni fa, quando l'Andrea ancora non era pastora ma era leader dei giovani della Chiesa, per tutti noi giovani, mi metto all'interno perché a quel tempo ero un giovane, per tutti noi giovani aveva un ordine ben preciso. Pensate che noi come giovani eravamo conosciuti come la nostra chiesa era la chiesa dei giovani credenti. Nelle altre chiese ci conoscevano così, no? Eravamo dei giovani credenti, forti nello spirito. E l'Andrea aveva un ordine per tutti i giovani della nostra chiesa. Diceva: quando entra una persona in chiesa, quando entra un nuovo giovane in chiesa, un visitante, non mi interessa se è bello, se è brutto, se è simpatico oppure no, se è profumato, se è puzzolente, se è bianco, nero, verde, blu, non mi interessa. Voi dovete diventare i suoi migliori amici. Questo era l'ordine che l'Andrea impartiva a noi giovani. E noi facevamo questo. E forse per questo motivo questa nostra unione, questo nostro essere uno ci portava a avere questa fama del gruppo dei giovani credenti. Questo stesso essere uno, essere Chiesa, lo abbiamo portato dopo che siamo stati consacrati a pastori. Per chi si ricorda, lo slogan, il motto della Chiesa 4 anni fa era: Chiesa di M Verona, non solo andare in Chiesa, ma essere Chiesa. Dopo un po' di tempo abbiamo cambiato questo slogan, questo motto, con quella bella frase che vediamo scritta là e che vediamo scritta qua e che vediamo scritta un po' dappertutto, presa da quel versetto di Giovanni 17:21, quando Gesù, pregando a Dio, dice: Padre, che siano tutti uno in me. Noi siamo uni in Cristo. E oggi noi sigilliamo questo essere uno, questo essere Chiesa attraverso il nuovo nome della nostra Chiesa, B-Church, essere Chiesa. Questo è quello che noi vogliamo in questo nuovo tempo, questo è quello che desideriamo, ma non solo noi, Dio lo desidera per i suoi figli, che noi possiamo essere uno, che noi possiamo essere Chiesa. Amen. Vogliamo fare alcuni ringraziamenti speciali per tutte quelle persone che in questi anni, sia in quest'ultimo ma anche nei precedenti, hanno supportato la Chiesa e sono state delle colonne per la Chiesa che ci hanno permesso di arrivare fino qua. Oggi abbiamo tanti lavoratori, tante persone che si adoperano per il regno di Dio e per la Chiesa e per tutti quanti noi. E noi vogliamo in questo momento celebrare la loro vita, onorare la loro vita, ringraziarli per quello che hanno fatto e che in nome di Gesù ancora faranno per tutti quanti noi e per il regno di Dio. Come prime persone, visto che sono anche qua vicino a me, vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lode della Chiesa per come guida l'adorazione culto dopo culto. Possiamo fare un applauso al nostro gruppo di lode.
c'è un altro gruppo che loda e che ci guida all'adorazione, che è il gruppo della danza. Io invito le nostre ballerine a salire qua insieme al gruppo di lode. C'è da ricordare che c'è anche Stella che adesso è di là con i bambini, Isadora che è di là. Ci sono delle altre persone veramente importanti che io voglio far salire qua subito dopo di loro, che sono quelle persone che magari voi non lo sapete, non lo vedete, ma ogni settimana vengono qua a pulire la chiesa per farla diventare un posto bellissimo e accogliente per tutti quanti noi. E vorrei invitare tutte le persone che vengono a fare le pulizie in chiesa a salire qua insieme ai nostri gruppi di adorazione. Potete salire tutte quante voi, tutte le persone che vengono e si mettono a disposizione della chiesa in questo. Ci sono altre persone che lavorano magari un po' in segreto, ma che ogni culto ci permettono di vivere un po' di più la nostra unità. Sto parlando di quelle persone che ci aiutano facendo da mangiare ogni culto, e quindi invito le persone della cucina a essere qua anche loro sul pulpito insieme a noi. Prego. Da pochi mesi è nato un nuovo ministero, il ministero Big Kids per i nostri bambini che adesso stanno avendo il loro culto di là affinché noi lo abbiamo di qua, e questo Big Kids è organizzato da diverse maestre. Io vorrei invitare tutte le maestre dei nostri bambini a venire qua insieme a noi affinché possiamo onorare la loro vita. Oltre a loro abbiamo anche il ministero dei social, che probabilmente sono quasi già tutti qua sopra, ma fate un passo avanti, quelli che fanno parte dei social, affinché possiamo onorare anche la vostra vita per tutto quello che state facendo in questo tempo per la Chiesa. Adesso tremiamo un po' perché quando chiamo loro succede quasi sempre qualcosa, ma in nome di Gesù non succederà. Vogliamo chiamare i nostri fratelli che sono là dietro alla regia, se possono venire qua anche loro. Non preoccupatevi, la live andrà benissimo, non si spegneranno all'improvviso le luci, non accadrà niente di tutto questo. Ma abbiamo un gruppo di persone qua alla regia che ogni culto dà il loro meglio affinché possiamo avere qua una stupenda celebrazione, e anche quelle persone che sono a casa e si guarderanno i culti in un altro momento possono averla. Non abbiamo ancora finito. Abbiamo degli operai che stanno sempre qua in mezzo alla chiesa, che stanno in accoglienza,
per ricevere le persone, e quelli che non sono già sopra, che sono ancora in mezzo a voi, li chiamo per venire qua per onorare anche la loro vita, o quelli che sono qua sopra degli operai, se possono fare un passo avanti affinché possiamo onorare anche voi. Abbiamo nella nostra chiesa 2 tesoriere che sono persone meravigliose alle quali affiderei anche la mia vita. Sto parlando di Dieula e di Katia, e vorrei invitare tutte e 2 a salire qua sopra affinché possiamo onorare anche la loro vita. Penso che siano quasi tutti qua, ma vorrei invitare il leader dei nostri in casa a essere qua. Non so se sono già tutti qua o se c'è ancora qualche di... Ah, eccolo qua. Giacomo, scusami. È che eri lontano, non ti vedevo. I nostri leader di in casa che stanno prendendo cura oggi in questo tempo della nostra chiesa. E infine tutti i nostri leader, il leader dei giovani, il leader degli operai, il leader della lode, il leader della danza, il leader di missioni, sono già tutti quanti qua, ma possiamo onorare anche la vita dei leader della nostra chiesa. Amen. Questo gruppo di persone è un gruppo di persone che è stato e che è colonna nella nostra chiesa. Tutti quanti loro sono persone sulle quali potete puntare i vostri occhi per rivedere degli esempi di Cristo, di persone che rispondono di sì alla loro chiamata, di persone che si dedicano interamente all'opera di Dio. Noi vogliamo celebrare la vostra vita, ringraziarvi per tutto quello che avete fatto, perché sappiamo che voi spendete la vostra vita per Cristo, e se noi oggi siamo qua a celebrare questi 20 anni è anche merito vostro. Amen. Dopo avremo un piccolo ricordino per tutti quanti voi, ma adesso si creerebbe molta confusione, quindi vi lasciamo tornare ai vostri posti e che Dio vi benedica tanto. Allora tutte le persone, affinché non si crei troppa confusione, tutti voi che siete stati qua sopra, se potete restare in piedi, qualcuno vi distribuirà questo piccolo presente, questo piccolo ricordo di questi nostri 20 anni di chiesa dei quali voi fate parte. Ovviamente il nostro ringraziamento più grande però va al nostro Signore, che fino a qua, sono sincero, quasi ogni anniversario della Chiesa sentivo sempre ripetere il solito versetto: ebbene Zer, fino a qua il Signore ci ha soccorso. Io pensavo che mai avrei detto questo versetto, perché l'ho sempre sentito, lo dicono tutti, ma proprio qualche giorno fa, parlando con un fratello, raccontando la storia della Chiesa, non ho potuto trattenermi, ho detto veramente fino a qua il Signore ci ha soccorso. Abbiamo vissuto miracoli su miracoli, uno dopo l'altro. Dio è stato al nostro fianco, è stato davanti a noi, sopra di noi, è stato in noi e ha fatto meraviglie per questa Chiesa, e sono più che sicuro che ancora quelle più grandi noi dobbiamo ancora vederle. Amen. Quindi ringraziamo
più di tutto il nostro Signore, facendo un grande applauso a Lui per tutto quello che Lui ha fatto, che fa e che ancora farà per la nostra Chiesa. Amen. Se Cristo è la testa della Chiesa e noi siamo le membra della Chiesa che unite insieme dobbiamo portare avanti questo corpo, la nostra Chiesa possiamo sicuramente dire che ha anche un cuore, e questo cuore è rappresentato dalla nostra pastora Andrea, che io invito qua di fianco a me, cara pastora Andrea. Amen. E veramente lei è il cuore della Chiesa, no? Sapete cosa fa il cuore? Il cuore è il muscolo che pulsa e fa partire il sangue in tutto il corpo. E questo è quello che veramente fa l'Andrea, è quella che ci impulsiona, ci esorta, ci aiuta, fa di tutto affinché ognuno di noi possa crescere, fa di tutto affinché ogni culto, ogni momento, ogni rifugio delle donne, ogni Be Brave sia perfetto. Lei fa questo e anche di più. Dio solo, più di me, sa quello che l'Andrea passa, quello che l'Andrea sopporta, quello che lei vive, sa i suoi momenti di tristezza, i suoi momenti di disperazione, sa soltanto Lui quanto la consola in un modo che né io né nessuno di noi potrebbe fare. E lei è un esempio prima di tutto per me, ma se volete avere un esempio vero di cristiano, di cristiana, potete assolutamente puntare i vostri occhi su di lei, perché non vi consiglierei nessun'altra persona al mondo da prendere ad esempio per avere un qualcuno, un riferimento per la vostra vita. Vogliamo oggi ringraziare la nostra pastora, mia prima di tutti, ma anche vostra, per tutto quello che ha fatto in quest'anno, in questi 4 anni, per quello che dà e per quello che ancora farà e darà in futuro, nel nome di Gesù, anche perché se non c'è lei, questa Chiesa mi sa che è solo per la grazia di Dio dopo, solo per la grazia di Dio se non c'è lei. Non è valido, il suo linguaggio di amore è la parola di affermazione. Io non sono brava a parlare tanto quanto lui, ma io voglio ringraziare mio marito, la mia pazienza, perché io di pazienza ce ne ho poche, ma Dio mi ha dato qualcuno che mi ha insegnato a fermarmi, perché a volte è necessario fermarsi, a volte è necessario pensare, a volte è necessario riflettere. E Dio ha messo un grande uomo di Dio vicino a me, che mi insegna ogni giorno, che mi ferma, che mi aiuta a capire le circostanze, le difficoltà, e che forse non è tanto serio quanto io penso. Lui è la calma e la tranquillità che è necessario perché questa Chiesa vada avanti. E quindi grazie a Dio che Dio ha messo questa persona vicino a me, con un cuore rivolto a Dio, che ama più Dio che io, e questo è ciò che ogni donna può desiderare, che il suo marito ami più Dio di lei stessa. Quindi ringrazio il Signore per te. E io vorrei chiedere alla Chiesa se potessi pregare per noi. Noi ci inginocchiamo e stiamo vivendo un tempo molto profetico nella presenza del Signore, ma è anche molto difficile. Noi sappiamo che il nemico ci affronterà in tutti i modi, e noi sappiamo che una Chiesa che prega insieme è molto potente. Noi vogliamo che voi benediciate la nostra vita, pregate per noi, che noi possiamo non camminare secondo la nostra direzione, ma secondo la direzione che Dio mette in noi, perché noi non vogliamo frustrare i piani di Dio, i propositi di Dio per questa Chiesa e per questa nazione. Quindi noi abbiamo bisogno che voi pregate insieme a noi, benediciate la nostra vita,
per questo nuovo inizio, perché io so che tante cose cambieranno, che Dio farà tante cose per questo nuovo inizio. E noi abbiamo bisogno che voi alzate la vostra voce in preghiera e pregate per noi. Chiamare qua il presbitero Giacomo che guida la Chiesa. Amen. Ci alziamo in piedi in questo momento. Padre Santo, tu solo sei degno di tutto l'onore e tutta la gloria, ma penso che le parole non siano sufficienti per ringraziare questi tuoi servi, tuoi figli fedeli, che si sono donati, Signore, totalmente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, Signore, per il bene della tua opera in questa terra. Noi abbiamo visto, Signore, noi siamo testimoni oculari dell'amore che hanno per te prima di tutto e per la tua Chiesa. E voglio ringraziarti, Signore, perché tu ci hai fatto un regalo, Signore. Ci hai dato dei pastori che hanno il cuore secondo il tuo. Ci hai fatto un regalo, Signore. Ci hai dato un uomo e una donna di Dio che ti amano, che ti servono, che ti temono, che osservano i tuoi comandamenti e che sono degli esempi per le nostre vite. Quindi grazie Dio, grazie per il pastore Enrico, grazie per la pastora Andrea, grazie Signore per Bengelina, per questa famiglia benedetta che tu Signore ci hai donato. Signore, tu non dai la tua Chiesa a chiunque, ma a qualcuno che tu sai che farà del bene per la tua Chiesa. E qui noi abbiamo, Signore, i tuoi figli che servono, Signore, questa Chiesa e che hanno il cuore per questa Chiesa. Se oggi noi siamo arrivati fin qui, se oggi siamo arrivati ad essere Chiesa, è perché tu, Dio, hai fatto un'opera straordinaria, pazzesca, prima di tutto nella loro vita, e per mezzo della loro vita tu hai benedetto noi, Signore. È grazie a questa Chiesa che oggi io conosco Gesù, ed è grazie, Signore, al pastore Enrico che ho potuto crescere di più nella fede. Quindi grazie Dio per tutto ciò che hai fatto. Voglio chiedere, Signore, tutta la tua benedizione del cielo sulla vita dei nostri pastori. Fin qui, Signore, tu ci hai soccorso, ma da adesso in poi tu farai cose che noi non riusciamo neanche a immaginare. Fin qui, Signore, abbiamo gustato solamente il principio della gloria che tu hai preparato per questa Chiesa, e tutto comincerà con la vita dei nostri pastori. L'unzione scenderà su di loro e per mezzo di loro scenderà sulla tua Chiesa. I doni saranno riversati su di loro e per mezzo di loro i doni saranno riversati sulla tua Chiesa. Noi crediamo e profetizziamo che si innalzeranno in questo luogo pastori, uomini di Dio, donne di Dio, persone, Signore, che porteranno il tuo nome in nazioni, Signore, sconosciute, persone che saranno usati con doni di miracoli, di segni, prodigi, Signore, doni di profezia. Noi crediamo in questo e profetizziamo questo. Grazie, Signore, per i nostri pastori. Proteggi la loro vita, proteggi, Signore, il loro matrimonio, proteggi la loro famiglia, proteggi i loro figli e riversa su di loro le benedizioni, Signore, del cielo. Che tu possa innalzare, Signore, questa sera con forze nuove, con unzione nuova, per fare la tua opera ancora di più, con eccellenza e qualità, per l'onore e la gloria, Signore, del tuo santo nome. E la Chiesa dice... Vi ringraziamo di cuore tutti quanti voi, non soltanto gli operai, coloro che già si sono messi a disposizione per la Chiesa, per il Regno, ma tutti quanti voi, perché noi non siamo uno, solo quelle persone che erano qua sul pulpito. Tutti quanti noi siamo uno, e nel nome di Gesù l'anno prossimo questo pulpito non riuscirà a contenere tutti gli operai di questa Chiesa. Probabilmente le ultime persone che saliranno non riceveranno applausi, perché sarete tutti qua sopra servendo il nostro Signore per la sua gloria e per il suo onore. Amen.
un grande applauso alla Chiesa di Cristo e al nostro Re Salvatore, Signore. A Lui la gloria, a Lui l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo degli avvisi da dare prima di proseguire con il nostro adorarti. Domani c'è il nostro Fusion dei giovani, il tema è integrità, l'ultimo Fusion dell'anno, tutti i giovani sono benvenuti qua alle 2 di pomeriggio per il pre-Fusion e poi alle 4 inizierà il nostro culto Fusion. Prossimo avviso, mercoledì, B-Brazer degli uomini, questo mercoledì... Bene, stanno allenando le note basse per il concerto che ci sarà. Il nostro B-Brazer degli uomini. Terza volta, dai, ultima possibilità. Se no non possiamo neanche fare un rifugio, niente. Cioè, il nostro B-Brazer degli uomini. Va bene, lasciamo così. Cagliamo un velo pietoso sugli uomini. Il nostro B-Brazer degli uomini è mercoledì alle ore 8. Prossimo avviso. Il nostro musical di Natale, La Fine. Almeno non ho sentito gli uomini questa volta. La Fine, il 21 dicembre alle ore 8 sarà il nostro adorarti di Natale. Come già anche in passato avremo un musical per celebrare il Natale insieme. Sarà un modo nuovo di portare la parola del Signore che potrà raggiungere sicuramente il cuore di molti, e vi invitiamo in questo giorno speciale a invitare qualcuno in chiesa, perché io credo che attraverso questa rappresentazione Dio potrà parlare con molte persone che ancora non conoscono il suo nome. Non so se abbiamo altri avvisi, no? Siamo a posto? Ok, allora facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che questa sera hai portato la tua offerta alla casa del Signore, non è per incentivare o altro, ma sinceramente se oggi siamo qua a celebrare questo 20° anniversario è anche grazie al contributo di tutta quanta la Chiesa. Senza le offerte, senza le decime, sicuramente non avremo tutto questo che oggi abbiamo qua. Magari potremmo fare il culto ai giardini, ma non potremo fare un culto qua con tutto quello che oggi abbiamo. Quindi il vostro contributo, ciò che è stato versato con il cuore negli anni nella Chiesa, ha portato il suo frutto per farci vivere oggi questi 20 anni di Chiesa. Padre, nel nome di Gesù io voglio ringraziarti, Signore, per quello che ci hai fatto vivere, Signore, in questo anno e per quello che ancora farai negli anni a venire. Sappiamo che per tutto questo c'è anche il bisogno di contributo, Signore, finanziario per supportare la tua Chiesa. Per questo io ti chiedo, Signore, metti nei nostri cuori la gioia di poter portare la nostra offerta, la nostra decima, la nostra primizia alla tua casa per una forma di adorazione a te, e che tutto questo possa essere usato sempre al meglio per la tua opera. Benedici, Signore, la tua Chiesa, continua a benedirla, benedicendo ogni famiglia qua presente, rappresentata nel nome di Gesù. Amen. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò, ti loderò. Anche se siamo in guerra, celebrerò la mia vittoria, io ti loderò, ti loderò. Su tutta la terra un nuovo canto si sentirà. La tua alleluia è
Tutti in piedi, forza, con allegria. Che meraviglie, loderò, loderò, loderò. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere. E quanto più il tempo passa, più voglio te. Il fuoco cade. Fuoco e gloria nella chiesa, 1000 gradi di unzione, 1000 gradi di unzione. Il suono della festa salirà E la sua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Con le mani. Dichiariamo nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti Loderò, ti loderò. anche se siamo in guerra, celebrerò la mia vittoria, io ti Loderò, ti loderò. su tutta la terra, un nuovo canto si sentirà, la tua allegria è la forza che Dio di meraviglie. Più di meraviglie. loderò, loderò, loderò. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere. Quanto più il tempo passa, io voglio te. Il fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, 1000 gradi di unzione, 1000 gradi di unzione. Il suono della festa salirà E la sua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. Il suono della festa salirà e la sua gloria si vedrà. si sentirà un nuovo Sentiamo suono. solo le voci. Alleluia. Il suono della festa e la sua. Possiamo fare di meglio, più forte. Il suono della festa si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Tutti insieme. Alleluia. Amen. Amen. Voglio leggere un versetto che ho letto anche qualche settimana fa. Questo mese è stato
un mese abbastanza speciale, il mese di anniversario della Chiesa. Se vi ricordate è iniziato con il primo culto, il primo adorarti che abbiamo avuto, è stato portato una parola sull'importanza di essere Chiesa, partendo proprio dallo stesso versetto che voglio leggere in questo momento. Dopodiché abbiamo avuto un culto, diversi culti missionari, è venuto il gruppo missionario di teatro, Giovanni Sì, in quello successivo è stato proprio il nostro culto di missioni con la presenza della nostra missionaria Sonia, che era tornata da poco dal suo viaggio missionario in Iraq, e successivamente la settimana scorsa è stato qua con noi il leader di missioni della Chiesa ADM, Assemblea di Dio in Brasile, Campo Grande, con il quale abbiamo avuto modo anche di parlare di questo cambiamento che avremo fatto questa settimana. E oggi voglio portare una parola che c'entri il più possibile con il tema del nostro anniversario, l'essere Chiesa. E quindi rileggerò quegli stessi versetti, quello stesso versetto, anzi l'inizio di quel versetto per essere preciso, che si trova in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 14, è un versetto che ha parlato molto con me in questi ultimi tempi, e io spero che possa parlare allo stesso modo con voi. Atti degli Apostoli 2,14, possiamo leggere insieme solo fino ai 2 punti, soltanto le prime 2 righe in pratica. Leggiamo insieme: ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti diamo spazio affinché per mezzo della tua parola tu possa toccare i nostri cuori, portare un nuovo intendimento alle nostre vite. Per mezzo della tua parola tu possa trasformare, Signore, ciò che c'è da cambiare dentro di noi. Ti chiediamo che l'azione sovrannaturale del tuo Spirito possa trovare spazio nei nostri cuori, e che, Signore, non solo oggi possiamo essere uditori di quello che tu vuoi parlarci, ma che possiamo uscire già da questa porta applicando nella nostra vita gli insegnamenti che tu questa sera ci vuoi dare. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Continua, Signore, a benedire la tua Chiesa. Amen. Amen. Come avevo detto anche ormai quasi un mese fa, magari qualcuno si ricorda, qualcuno no, magari qualcuno c'era, qualcuno no, ma in questo versetto inizia il discorso di Pietro, il primo discorso di Pietro dopo il battesimo con lo Spirito Santo. Vediamo all'inizio di questo capitolo lo Spirito Santo che battezza gli apostoli, entra in quel cenacolo con un suono, un rumore come di vento impetuoso, e appare a loro con la forma di lingue come di fuoco e battezza gli apostoli che erano lì presenti, no? E tutte quelle persone che erano all'interno del cenacolo. Queste persone cominciano a parlare in varietà di lingue, in quelle che noi chiamiamo lingue strane, e insomma c'è un po' una confusione lì a Gerusalemme, perché alcuni capiscono, alcuni no, ma a un certo punto Pietro si alza e comincia questa sua prima predicazione, no? Vale ricordare che da questa predicazione che Pietro fa, 3.000 persone si convertono al messaggio del Vangelo, si convertono a Cristo attraverso questa prima predicazione di Pietro. Ma noi vediamo che affinché questo succedesse sono accadute 2 cose. La prima cosa è il battesimo con lo Spirito Santo. La seconda cosa noi l'abbiamo letta in questo versetto, che Pietro non si è alzato da solo a predicare. Noi abbiamo letto insieme, ma Pietro si alzò con gli 11 e disse loro. Tutta la Chiesa, tutti gli apostoli si sono alzati insieme. Tutta la Chiesa, tutti gli apostoli si sono messi in movimento, si sono messi in azione, si sono uniti, e per mezzo di quel movimento, in quel preciso istante, 3.000 persone si sono convertite al cristianesimo. È stato qualcosa di meraviglioso, e tutto quanto è partito dall'unità della Chiesa. C'è un passo nella Bibbia sul quale io ho già predicato molte volte, ma non c'è un episodio, secondo me, migliore che ci descrive l'essere uno in Cristo.
che ci descriva l'essere Chiesa. Sto parlando di ciò che c'è scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 2, i primi versetti. Voglio leggere con voi questo episodio. So che già l'ora è avanzata, ma cercherò di essere il più veloce possibile. Dopo avremo una festa da celebrare insieme, ci sarà da mangiare, da stare qua tutti quanti insieme a rallegrarci di questo anniversario, ma concedetemi la possibilità di lasciarvi un messaggio affinché questo nostro essere uno in Cristo possa prendere sempre di più vita dentro di noi, questo essere Chiesa, essere B-Church. Vangelo secondo Marco, capitolo 2, dal versetto 1 in avanti, dice così: dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. State capendo quello che succede? Gesù è in questa città, Capernaum, è dentro una casa, le persone iniziano a sapere: oh, Gesù è in quella casa lì, Gesù è lì, andiamo tutti quanti a vederlo, a sentirlo, a toccarlo. Tutti volevano essere curati, ricevere parole di vita eterna, e insomma tutta la gente lì del posto ha cominciato ad andare verso questa casa e tutti hanno riempito la casa, ma non solo hanno riempito la casa, la gente ha cominciato a fare c'era una folla fuori dalla porta della casa, c'era veramente tantissima gente. E Gesù annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico, portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Amen. Fino a qua. È un testo conosciuto, penso soprattutto dalle nostre donne che sono state al rifugio, no? Che si intitolava giustamente rompendo il tetto. E questo testo, secondo me, più di qualsiasi altro all'interno della parola, ci descrive esattamente che cos'è essere Chiesa, che cos'è essere uno in Cristo. Come prima cosa noi vediamo che c'è questo paralitico, no? Che da solo ovviamente non può muoversi, e per ricevere una cura deve andare fino a Gesù, giusto? E allora questi amici del paralitico che cosa hanno fatto? Hanno servito quest'uomo, hanno aiutato quest'uomo. Quando noi pensiamo a essere uno in Cristo, la prima cosa che ci viene in mente, penso, è quella: noi dobbiamo aiutare gli altri per essere uno in Cristo. E questo è quello che noi vediamo all'inizio di questo testo. La prima cosa che vediamo, c'è questo paralitico e questi 4 amici prendono questo paralitico per aiutarlo, per servirlo. Questo è quello che noi, fratelli e sorelle, dobbiamo fare se vogliamo vivere l'essere Chiesa. Imparare a servire gli altri, imparare ad aiutare gli altri. La parola di Dio ci mostra in vari punti quali sono le benedizioni che noi riceviamo quando noi siamo uniti e ci aiutiamo l'un l'altro. E Salomone in Ecclesiasti dice: valgono più 2 di uno solo, perché i 2 sono ben ricompensati, perché se uno cade l'altro lo rialza. È meglio essere uniti. Valgono più 2 perché se dormono insieme e uno ha freddo, l'altro lo riscalda. Valgono di più 2, è meglio essere in 2 che 1, perché se arriva qualcuno che vuole fare una rissa, che vuole creare problemi, e uno è da solo, magari si trova in difficoltà, ma se sono in 2, dice Salomone, sarà molto più facile riuscire a rispondere al nemico. Insomma, abbiamo tanti versetti biblici che ci mostrano le benedizioni che c'è nell'essere uniti, nel potersi aiutare gli uni con gli altri. E questo è quello che Gesù ci ha sempre insegnato, il fatto di voler servire. Gesù stesso come prima persona ha servito gli altri. Chi si intende un po' di teologia, simbologia biblica, sa molto bene che i 4 Vangeli hanno 4 esseri che li rappresentano. Ad esempio, il Vangelo di Matteo è rappresentato dal
leone. Perché il leone? Perché Matteo scrive il suo Vangelo per i giudei e i giudei stavano aspettando il leone della tribù di Giuda, il liberatore, no? E Matteo dice: guardate, è Gesù il leone della tribù di Giuda, è lui il liberatore. Per questo il Vangelo di Matteo è rappresentato dal leone, no? Il leone della tribù di Giuda. Il Vangelo di Luca è rappresentato da un volto umano, perché Luca scrive ai greci. I greci a quel tempo stavano aspettando l'essere umano perfetto, ricercavano la perfezione, e Luca dice: guardate che è Gesù l'essere umano perfetto, 100% uomo, 100% Dio. Lui è il figlio dell'uomo, è l'uomo perfetto. Giovanni scrive alla Chiesa mostrandoci la divinità di Gesù, è rappresentato da un'aquila, colui che vola più in alto di qualsiasi altro animale. E infine c'è Marco, quello che ci racconta questa storia. E pensate, solo nel Vangelo di Marco c'è questo episodio. Noi sappiamo che ci sono 3 Vangeli, Matteo, Marco e Luca, che sono quasi uguali, ma solo nel Vangelo di Marco c'è questo episodio, e non penso che sia una casualità. E il Vangelo di Marco è rappresentato da un bue, no? Strano come animale, uno il leone, l'aquila, l'uomo, e Marco il bue, cioè Gesù è rappresentato come un bue, no? Perché? Perché il Vangelo di Marco ci rappresenta Gesù non come un leone, non come l'uomo perfetto, non come il figlio di Dio, ci rappresenta Gesù come un servo. Il versetto topico del Vangelo di Marco si trova in Marco 10,45, in cui c'è scritto così: perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma è venuto per servire e dare la sua vita come prezzo per il riscatto di molti. Insomma, Marco ci rappresenta Gesù come il servo, colui che deve aiutare gli altri, servire gli altri. E se noi vogliamo essere uni in Cristo, noi dobbiamo avere questo stesso sentimento che era in Gesù. Qual è il sentimento? L'amore. Quell'amore che noi vediamo in Filippesi, al capitolo 2, quando Paolo scrive che sia in voi lo stesso sentimento che era in Gesù, che non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, si umiliò prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Perché? Per morire per noi. Se noi vogliamo essere uno in Cristo, questo stesso sentimento, l'amore per il prossimo, deve essere il sentimento che regna nei nostri cuori, e questo sentimento ci permetterà di servirci gli uni gli altri. Questo testo comincia con quello che è forse l'aspetto più esaltato dell'essere, più manifestato dell'essere uni in Cristo: il servirsi gli uni gli altri. Chiesa, se noi vogliamo vivere l'essere B-Church, l'essere uni in Cristo, dobbiamo imparare a servirci gli uni gli altri. Dobbiamo amarci gli uni gli altri e servirci gli uni gli altri. Ma questo testo non ci mostra solo questa cosa, l'essere uno ci mostra tante cose. Un'altra cosa che io mi immagino, sapete, non c'è scritta sul testo, ma io me le immagino, perché anch'io certe volte sono un po' così, e forse anche qualcuno di voi, e forse anche questi 4 uomini, no? Pensate, c'era questo paralitico lì a terra. Gli uomini l'hanno preso sulla barella, e hanno visto: adesso lo portiamo da Gesù, ma vedono la casa che è piena di gente, e fuori c'è tantissima gente, non si può entrare lì dentro, no? Che cosa avranno pensato? Io penso che almeno uno di loro, almeno uno, avrà pensato: ma qua mi sa che oggi è meglio che torniamo domani, no? Che c'è troppa gente. Non so se a voi, c'è stato un giorno che siamo venuti qua in chiesa, non mi ricordo se è stato ieri, l'altro ieri, a fare tutti questi preparativi per questa giornata, e finché venivamo in chiesa, era mattina, no? Abbiamo pensato: ma oggi saremo lì anche a pranzo, che cosa potremo mangiare? Ho detto: ci sono le offerte del McDonald's, non è per fare pubblicità, ma ci sono le offerte del McDonald's, menù a 3 euro, ottimo, prendiamo quelli lì. Allora, quando è stata ora di pranzo, sono uscito dalla chiesa, sono andato là, sono arrivato lì tutto felice, spenderemo poco, ma a me sinceramente non è che mi va tanto di mangiare McDonald's, ma vabbè, si economizza un po'. Arrivo lì fuori, c'è il McDrive, 5-6 macchine davanti a me, santo cielo. Ho detto: vabbè, prendo dentro.
fuori dalla porta ci saranno stati 50 studenti, sembrava veramente la scena, ho detto, questo qua è Marco 2, tutti fuori, lì chissà cosa c'è dentro, no? Le persone oggi idolatrano il Big Mac al posto di Gesù, perché c'era così tanta gente fuori dalla porta e io già mi sono demotivato, mi sono parcheggiato lì, ho detto adesso chiamo l'Andrea e dico guarda c'è troppa gente, oggi digiuno, oggi troviamo qualcos'altro da mangiare, chiamo, guarda Vida, sono qua ma c'è troppa gente qua, veramente non ce la, starò qua un'ora, devo aspettare, va bene stai lì, non preoccuparti, noi siamo qua a fare i lavori, È suonato più come se non torni senza cibo non entri in chiesa. Ma questa parola di esortazione è stata la parola che mi ha permesso di restare lì. E sapete, io penso, no, che uno di questi 4 barellieri, no, di questi 4 amici del paralitico, almeno uno, se non 2, quando ha visto tutta questa gente avrà pensato, ma che cosa facciamo oggi? Cioè, non c'è modo di portare da Gesù. Dobbiamo prendere il ticket come al panificio, no? Perché non ce la faremo oggi a entrare qua dentro. Ma io penso che forse qualcuno tra gli altri amici avrà pensato no, dobbiamo andare, ce la faremo, riusciremo a compiere questa missione, riusciremo a compiere questo proposito, noi entreremo là dentro, se non è dalla porta principale noi saliremo, scoperchieremo il tetto e riusciremo a entrare. Fratelli, quando noi viviamo l'essere uno, non soltanto aiutiamo chi è in difficoltà, ma noi riusciamo anche a esortarci a vicenda. Quante volte tu sei stato esortato dalla parola di un amico? Quante volte sei stato esortato, incoraggiato dalla parola di un leader, dalla parola di qualcuno che era intorno a te, magari un tuo familiare, magari un tuo collega di lavoro? Quante volte? Quando noi viviamo l'unità, Dio agisce in questa unità, incoraggiandoci e esortandoci. C'è scritto in Proverbi che così come il ferro affila il ferro, l'uomo affila un altro uomo. Quando noi siamo uniti, noi riusciamo a compiere ogni missione. Sapete, questa non è una cosa che sto dicendo io, questa è una cosa che ha detto Dio e l'ha detta non neanche in un momento così fantastico, no? Se ci troviamo nel libro di Genesi, proprio all'inizio, era appena passato il diluvio, no? Il popolo, l'umanità stava tornando a ripopolarsi, ma un gruppo di persone si è unito che Dio ha detto andate per il mondo, voglio che andate in giro in tutto il mondo, vi moltiplicate, non state fermi qua, dappertutto, sparpagliatevi. Ma gli uomini si sono uniti in una sola città, una certa Babele, e lì hanno deciso costruiamo una torre che vada fino in cielo. E sapete, questi uomini uniti che cosa hanno fatto? Hanno fatto una torre che stava arrivando fino in cielo. Pensate, a quel tempo non c'erano le gru, Guglielmo. Non so tu come carichi il cartongesso nei piani alti, ma non c'era niente. Ma questi qua uniti hanno fatto una torre che stava arrivando fino in cielo. E Dio ha guardato questa torre. E sapete cosa ha detto? Ha detto, questi qua parlano una sola lingua. Hanno un unico proposito. Sono uniti. Niente gli impedirà di compiere la loro missione. Ora, se degli uomini empi, senza Dio, uniti, hanno ricevuto questo elogio da parte di Dio dicendo niente gli impedirà di raggiungere la loro missione, pensate una chiesa unita con la potenza dello Spirito Santo, con Dio in mezzo a essa, quante meraviglie può fare. Pensate Chiesa, se noi ci uniamo veramente verso uno scopo, un proposito, che grandi cose Dio può fare attraverso di noi. Quando gli uomini sono uniti, esortandosi, incoraggiandosi a vicenda, noi possiamo fare meraviglie. Se noi vogliamo essere Chiesa, noi dobbiamo vivere questo Vangelo. Il Vangelo dell'allungarci la mano, il Vangelo dell'esortarci, il Vangelo dell'incoraggiarci gli uni con gli altri. È necessario vivere questo. Ma non è soltanto l'esortarsi a vicenda. Noi vediamo questi 4 uomini che non solo hanno aiutato il paralitico, non solo magari uno di loro ha detto vabbè c'è troppa gente, non andiamo, gli altri hanno detto sì andiamo e sono partiti, ma questi qua hanno preso una barella, hanno preso questa barella e insieme sono andati sul tetto, ovvero hanno cooperato tra di loro.
Essere uni in Cristo non significa soltanto aiutare quello che è in difficoltà. Non significa soltanto aiutare quello che è accaduto, ma significa insieme, cooperare insieme per raggiungere un obiettivo, per raggiungere un proposito. Fratelli, come ho detto, Dio agisce nell'unità. Quando Gesù sta parlando ai suoi discepoli, in Matteo 18, dice: fratelli, se voi siete uniti, basta che siate in 2 o 3, non di più, non serve di più, basta che siate in 2 o 3, io sarò in mezzo a voi. Ovvero, quando la Chiesa è unita, Dio agisce nell'unità. Prima di questo Gesù ha detto: fratelli, se voi in 2 o 3 di voi si accordano per fare una preghiera, sapete cosa succederà? Dio vedrà la vostra unità e Dio risponderà a questa preghiera. Quando noi siamo uniti, Dio agisce. Dio agisce nell'unità della Chiesa. Pensate che cosa meravigliosa che ci insegna la parola di Dio. C'è un passo nella seconda lettera ai Corinzi, proprio nel primo capitolo, c'è Paolo che sta raccontando tutte le cose più brutte che gli sono successe nei suoi viaggi missionari. Io sono stato in Asia, mi hanno lapidato, di qua mi hanno perseguitato, di qua mi hanno messo in prigione. E allora chiedo una cosa ai Corinzi, sentite cosa dice. Fratelli, cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il favore divino che noi otterremmo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi. Lascia un attimo qua il versetto, no? Qua Paolo sta dicendo: fratelli, cooperate, ovvero unitevi, perché Dio agisce nell'unità. Unitevi nella preghiera, affinché il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone. Quindi sta dicendo: unitevi, perché se Dio risponderà otterremo beneficio. Qua Paolo non sta dicendo forse Dio risponderà se pregate insieme, non sta dicendo così. Paolo è sicuro, è convinto, è certo, 100% che se voi cooperate nella preghiera, se voi vi unite nella preghiera, Dio risponderà. Non sta dicendo fratelli, cooperate con la preghiera affinché se Dio risponderà otterremo beneficio. No, fratelli, unitevi in preghiera, perché se vi unite in preghiera Dio risponderà, perché Dio risponde, Dio agisce nell'unità. Questa è una certezza che Paolo ci dà. Io mi sono rallegrato moltissimo in questi 20 giorni di proposito, perché ogni giorno c'erano più persone presenti alla preghiera. Il primo giorno sembrava che c'era da mettersi le mani nei capelli. Eravamo io, l'Andrea, c'era la Gabi, John, c'era Fabio, basta. Eravamo queste 4-5 persone. Primo giorno di preghiera. L'ultimo giorno ne ho contate più o meno 30. Eravamo più di 23, 24 collegati, anche 2 persone per cellulare. E io sono sicuro che Dio risponderà alle preghiere che abbiamo fatto. Perché non c'è da dubitare di questo. Se noi ci accordiamo in preghiera, non è se Dio risponderà. Fratelli, preghiamo perché speriamo che Dio... No, se noi siamo uniti in preghiera, è certezza. Dio agisce nell'unità della Chiesa. Dio risponderà a queste preghiere. Amen. E non è solo il cooperare che noi vediamo in questo testo. Abbiamo visto che questi 4 amici hanno aiutato il paralitico, si sono esortati probabilmente a vicenda, hanno cooperato per caricare la barella e compiere questa missione, ma affinché questo avesse successo, i 4 amici dovevano avere un unico proposito. Perché se non avessero avuto un unico proposito, non sarebbero riusciti a compiere questa missione. Se uno avesse pensato, insistiamo e sfondiamo la porta, no? Tipo in stile Ariete, tutti corriamo tutti insieme veloci verso la folla di persone e buttiamo giù tutti. E uno avesse pensato, no, saliamo sul tetto, uno avesse pensato, no, scaviamo una buca sottoterra, uno andava giù, uno andava su, uno andava dritto, il paralitico si strappava in 5 pezzi. No? Ma queste persone hanno avuto un solo proposito. E per mezzo di quel solo proposito che hanno perseguito sono riusciti a compiere la loro missione. C'è
un versetto che è un versetto quasi folle secondo me, no? Che Paolo scrive ai Corinzi, in 1 Corinzi capitolo 1, Paolo dice così, dal versetto 10 in avanti: ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti leggiamo insieme, ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisione tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Pensate che cosa folle che sta dicendo Paolo qua, no? Dice: fratelli, vi esorto nel Signore a parlare nello stesso modo, a pensare nello stesso modo, a sentire nello stesso modo. Cioè, sta dicendo, Chiesa, fratelli, Chiesa B-Church, per questo 20° anno tutti voi dovete pensare le stesse cose, parlare le stesse cose, sentire le stesse cose. Secondo voi io sto pensando la stessa cosa che sta pensando Giacomo adesso? No. E nessuno di noi pensa la stessa cosa, anzi c'è diversità di pensieri. Se dovessimo decidere domani come primo giorno di chiesa, B-Church, cambiamo il colore dei muri della chiesa. No, Giacomo direbbe, facciamo un bel giallo. Io starei sul violetto, colori pastello comunque. Andrea direbbe, vai, bella tinta nera. Arriva Alberto, facciamo a strisce nero-azzurre, come l'Inter, no? Ognuno ha la sua idea, perché? Perché ognuno ha il suo modo di pensare. È impossibile avere uno stesso modo di pensare. Se io adesso propongo a qualche fratello, andiamo a mangiare fuori stasera, uno dice, va bene, ma cosa vuoi mangiare? Io voglio il sushi, l'altro dice, io voglio McDonald's, l'altro io voglio un'altra cosa, io voglio stare in digiuno, gloria a Dio. Ma non abbiamo una unità di pensiero, ma Paolo qua ci sta dicendo, abbiate un'unità di pensiero, abbiate un'unità di parlare, abbiate un'unità di sentire. Fratelli, noi come Chiesa dobbiamo riuscire a vivere questo, ma in che modo possiamo vivere questo? Possiamo vivere questo se noi viviamo con lo stesso proposito, con lo stesso proposito. E il proposito che noi abbiamo, che è quello di guadagnare anime per Gesù, che è quello di predicare il vero Vangelo, che è quello di raggiungere la salvezza noi insieme alle persone intorno a noi, va al di là di queste piccole diversità di pensiero, va al di là di piccole diversità di parlare, va al di là di piccole diversità di sentire. Mi ricordo un po' di tempo fa è venuto un ragazzo da me e mi ha detto, guarda, io voglio venire a congregare nella vostra chiesa. Lui stava congregando in un'altra chiesa, io ho detto, ma per me non c'è problema, la porta è aperta a tutti quanti. Ma perché? Cos'è successo? No, perché non mi piace tanto la liturgia del culto in questa chiesa. E io ho detto, ma questo qua è un buon motivo secondo te? Perché mi piace di più da voi, è più agitato, è bello, mi piacciono le lodi, mi piace l'accoglienza. Va bene, ma parla con il tuo pastore, risolvi questa cosa qua, confrontati con lui, perché il proposito che noi abbiamo deve essere più grande di queste motivazioni, deve andare al di là di queste motivazioni. Noi non possiamo, tutti quanti noi penseremo qualcosa di sbagliato. Io sempre dico, fratelli, a voi, sono sicuro che a ciascuno di voi c'è qualcosa che non piace di questa chiesa, e sono sicuro di questo perché io sono il pastore, ci sono cose che anche a me non piacciono, quindi pensate voi, no? E mai ci saranno sempre cose che non vi piaceranno, ma noi abbiamo un unico proposito, e se crediamo in quest'unico proposito e insieme ci muoviamo verso quest'unico proposito, come questi 4 uomini, queste piccole diversità di pensiero non saranno un problema. Queste piccole diversità di ciò che sentiamo non saranno un problema. Queste piccole diversità di ciò che parliamo non saranno un problema. Oggi Giacomo è venuto in giacca e cravatta. Gloria a Dio, questo è... Alzati in piedi, Giacomo, fatti vedere. Sì, fatti vedere, sei proprio davanti alla telecamera. Fai una sfilata. L'hanno già visto sopra.
Questo è la nuova divisa degli operai della B-Church. A Gilson ha detto alleluia, perché sta per cambiare chiesa dopo questa rivelazione. Sto scherzando, ma ognuno di noi ha il suo modo di vestirsi, il suo modo di concepire il rispetto verso il culto, il suo modo. Queste sono piccole diversità di pensiero che non possono ostacolare il proposito che noi abbiamo come Chiesa. Che tu venga in giacca, che tu venga in cravatta, che tu venga in maglietta, che tu venga in havaianas, se il nostro proposito è quello di raggiungere anime e insieme ci muoviamo verso questo proposito, queste piccole diversità non faranno la differenza. Non faranno la differenza. Essere Chiesa significa avere un unico proposito e insieme camminare verso questo proposito, abbattendo gli ostacoli, abbattendo le difficoltà, abbattendo le diversità. È curioso che quando Paolo scrive questi versetti non li scrive a caso, no? Li scrive perché sta succedendo qualcosa di specifico nella chiesa di Corinto. Se puoi mettere anche il versetto successivo qua, il versetto 11, Paolo ha appena detto abbiate un medesimo modo di parlare, di sentire, di pensare, perché fratelli ho saputo che in mezzo a voi nella casa di Cloe ci sono delle contese. E io voglio aprire qua una parentesi, non voglio dilungarmi, ma l'essere uniti, l'essere Chiesa, l'essere uni in Cristo porta tante benedizioni quanto l'essere divisi porta tante maledizioni. Quanto l'essere divisi porta tante maledizioni. Se noi andiamo a vedere i 10 comandamenti, no? Tutti noi conosciamo i 10 comandamenti, non avrai nessun Dio al di fuori di me, ricordati di santificare le feste, tutti questi comandamenti qua, no? Pensate, sono 10, 5 comandamenti sono cose che noi dobbiamo fare verso Dio e 5 comandamenti, l'altra metà, sono cose che noi dobbiamo fare verso gli altri. Non uccidere, non rubare, non desiderare le cose degli altri, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. La metà dei comandamenti che Dio ha dato sono per l'unità. Allo stesso modo, quando Paolo fa quella lista dei frutti dello Spirito che noi vediamo scritta là dietro, del frutto dello Spirito, prima fa anche la lista delle opere della carne. E fa una lista di 15 opere della carne. Di queste 15, 8 opere sono peccati che noi commettiamo, le opere della carne. 8 di queste opere sono cose che noi commettiamo contro Dio. 7, praticamente la metà, sono opere che noi commettiamo contro il prossimo, rompendo l'unità. Vi dico alcune di queste. Paolo dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono inimicizie, discordia, gelosia, ira, contesa, divisioni, invidie. Queste sono le 7 che Paolo dice che sono cose che rompono l'unità. Ora Paolo prosegue dicendo: circa queste cose, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Vedete come l'unità porta benedizione, perché attraverso l'unità aiutiamo i fratelli, attraverso l'unità ci esortiamo gli uni gli altri, attraverso l'unità cooperiamo, viviamo un solo proposito, raggiungiamo obiettivi, ma allo stesso modo quando non c'è l'unità nella Chiesa, noi infrangiamo comandamenti di Dio e le opere che noi facciamo ci portano a non ereditare il regno dei cieli. Quando noi viviamo contese, viviamo ire, viviamo divisioni, tutte queste cose ci portano a non ereditare il regno di Dio. Pensate che cosa forte che ci dice la parola. C'è un'ultima cosa che è una grande benedizione che ci suggerisce questo testo di Marco 2 rispetto all'unità, e per me è la cosa
più bella di tutte. Dice così che i 4 amici hanno portato il paralitico sopra il tetto, non l'hanno aiutato, si sono esortati, hanno cooperato, uniti verso l'unico proposito, sono saliti sul tetto, hanno scoperchiato il tetto, hanno calato il paralitico davanti a Gesù. E sapete Gesù che cosa ha fatto in questo momento? Gesù dice, veduta la loro fede, disse al paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora, se noi andiamo a prendere praticamente qualsiasi altra cura che Gesù ha fatto, la stragrande maggioranza delle cure che Gesù ha fatto, Gesù vede la persona che ha bisogno di una guarigione, gli dice, ho visto la tua fede, vai, sei guarito. La donna con il flusso di sangue, vai, la tua fede ti ha salvata. Insomma, Gesù sempre vede la fede della persona da guarire e salva quella persona, cura quella persona, compie il sovrannaturale. Ma questo episodio è l'unico episodio della Bibbia in cui Gesù non sta neanche tanto lì a pensare se il paralitico ci aveva fede o non ci aveva fede, che non c'è specificato questo. Questo episodio dice che Gesù ha visto la fede dei 4 uomini e per mezzo della loro fede ha salvato il paralitico. E per me questa è la cosa più grande, questa è la cosa più importante, perché questo messaggio ci rivela l'essenza di quello che noi vogliamo vivere, ci rivela l'essenza del Vangelo. Quando noi siamo uniti, Dio agisce. Quando noi siamo uniti, Dio porta salvezza. Per questo motivo Gesù, pregando poco prima di morire, si rivolge a Dio dicendo, Padre, che tutta la tua Chiesa sia uno, come io e te siamo uno, che anch'essi siano uno in noi. Perché? Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ovvero, fratelli e sorelle, vogliamo espandere il Vangelo di Cristo. Vogliamo che le persone comincino a credere in Gesù come Signore e Salvatore delle loro vite. La cosa da fare, la principale è una, la prima che dobbiamo fare è una: essere uno in Cristo. Perché a partire dal momento che noi siamo uno in Lui, il mondo crederà che Dio lo ha mandato sulla terra per morire per noi, per riscattare le nostre vite, perdonare i nostri peccati e portarci a vivere la vita eterna. Amen. Una cosa curiosa, e poi concludo, anzi se il gruppo di lode vuole salire. Come ho detto prima, questo testo di Marco 2 si trova per l'appunto nel Vangelo di Marco e solo e esclusivamente nel Vangelo di Marco. Ho detto che se possiamo alzarci in piedi, adesso la lode suonerà una musica, noi adoreremo il Signore ringraziandolo di questo 20° anno. Questo testo si trova nel Vangelo di Marco e non credo che si trovi in questo Vangelo per caso. Anzi, sono più che sicuro che non si trova in questo Vangelo per caso. Abbiamo detto che Gesù in questo Vangelo è rappresentato come un servo e è meraviglioso. Se voi andate a prendere il Vangelo di Marco, voi potete vedere come Marco scrive il suo Vangelo. È qualcosa di fantastico, perché Marco comincia un paragrafo dicendo così: Gesù andò in questa città e lì fece questo. Finisce il paragrafo, comincia il paragrafo dopo. Dopo di questo Gesù andò in questa città e fece questo. Paragrafo dopo. Subito dopo Gesù fece questo. Paragrafo dopo. E poi Gesù fece, praticamente nel Vangelo di Marco, Gesù non dorme, Gesù non si siede, Gesù non mangia, Gesù soltanto si muove da una città all'altra a compiere la sua missione. È sempre in movimento, continua, va di qua, va di là e poi fa questo e subito dopo questo, non si ferma mai. E ripeto, non credo che questo passo del Vangelo che ci parla esplicitamente e completamente di essere uno si trovi in questo Vangelo per caso.
perché come questo Vangelo ci mostra che Gesù era sempre in azione, era sempre in movimento, era sempre a fare l'opera di Dio. Allo stesso modo, questo passo in questo Vangelo ci lascia chiaro che affinché la Chiesa di Cristo possa essere una Chiesa rilevante, possa essere una Chiesa che compie la sua missione, possa essere una Chiesa che per mezzo della nostra fede salvi altre persone, noi dobbiamo muoverci. Noi dobbiamo essere in azione, noi non possiamo stare fermi, non possiamo stare seduti, ma noi dobbiamo fare questo e subito dopo questo e poi andare di qua e poi andare di là. Noi dobbiamo muoverci. Chiesa di Cristo, B-Church, che quest'anno questa Chiesa possa essere una Chiesa in movimento, possa essere una Chiesa che non si vergogna del Vangelo, ma che ogni giorno va di qua e di là a portare la parola di Dio, che possa essere una Chiesa che prenda la responsabilità dello Spirito Santo e cominci a imporre le mani su persone, cominci a mostrare al mondo che Dio e il suo sovrannaturale esistono. Che quest'anno questa Chiesa possa essere una Chiesa che compie una rivoluzione in questa città, dimostrando a Verona, dimostrando a questa nazione quanto vivo e reale è il nostro Dio. Amen. Vogliamo essere noi questa Chiesa, vogliamo essere noi questa Chiesa unita. Vogliamo essere noi questa Chiesa che si aiuta a vicenda. Vogliamo essere noi questa Chiesa che si esorta a vicenda, che porge la sua mano verso il fratello. Vogliamo essere noi questa Chiesa che coopera, muovendoci verso un unico proposito, un'unica direzione, che è quella di portare il Vangelo di Cristo. Amen. Amen. Allora Chiesa, noi dobbiamo muoverci, perché oggi la salvezza di molti dipende dalla nostra fede. Dio agirà e come? Agirà quando la nostra Chiesa sarà una Chiesa unita in Lui. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringrazio Signore per questi 20 anni di Chiesa, ti ringrazio per tutto quello che ci hai fatto vivere, ti ringrazio per come tu ci hai soccorso e per come giorno dopo giorno le tue promesse e i tuoi miracoli si sono rinnovati su questa Chiesa. Ma ancora di più Signore, io oggi ti voglio ringraziare per quello che ancora non ho visto, per quello che ancora non abbiamo sentito, per quello che ancora come Chiesa non abbiamo vissuto, perché come è già stato detto, quest'anno e negli anni futuri noi vedremo miracoli che non possiamo immaginare, noi vedremo un sovrannaturale e un muovere dello Spirito che noi non abbiamo mai visto né sentito. Nel nome di Gesù, Signore, innalza una Chiesa unita, una Chiesa in cui tu possa agire, una Chiesa in cui il frutto e i doni del tuo Spirito possano fluire, una Chiesa che è unita possa avere fede per salvare molti e molti in questa generazione. Nel nome di Gesù, Signore, alziamo a te le nostre mani, adorando il tuo nome, clamando a te, il nostro unico Signore e Salvatore, colui che ci è venuto incontro in passato, oggi e che per il futuro ha riservato ancora il miglior vino che noi possiamo bere. Nel nome di Gesù, Signore, prendi la tua Chiesa, fai ciò che vuoi con noi, uniscici affinché tu possa agire in mezzo a noi. Ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà mentre tu, mio Dio,
che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu mio Dio mai una fine avrà, e mi mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, il meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, cantiamo insieme ogni nome. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, assati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, assati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, assati loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, assati loda Dio.
Glorifichiamo il tuo nome, Gesù. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando la nostra serata. Possiamo fare venire anche i bambini di qua. Amém? Devo solo spiegare un attimo che noi abbiamo fatto. Questo è un calendario dall'1 al 24. Alcuni non conoscono, quindi lo spiego un attimo. In Brasile non abbiamo, diciamo, queste tradizioni, ma qua in Italia c'è questo bellissimo che mi ha insegnato la mamma di Enrico, e da quando siamo pastori facciamo questo calendario. Questo calendario parla di quest'anno, parla di ogni cosa che i bambini hanno imparato nella scuola dei bambini. Questo calendario si chiama I Mattoni del Regno, come si costruisce una fede indistruttibile. È stato aiutato da tante sorelle per fare questo calendario, e i bambini apriranno un giorno, una scatolina al giorno, leggeranno, avranno dei compiti da fare, avranno anche un cioccolatino, un giocattolino, ma ogni giorno si apre uno, quindi non sono in ordine, dovete aprire dall'1, cominciate da domani, è l'1? Domani, l'1, 2, 3, 4, sto spiegando perché tanti non lo sanno, e quindi oggi alla fine del culto voglio chiamare le mamme che vengono qua, e noi gli daremo questo calendario per portarle a casa. Amen? Amen. Prima di terminare, tra poco faremo un'ultima preghiera insieme, ma prima vogliamo celebrare i compleanni di questa settimana, perché non solo la Chiesa ha compiuto gli anni questa settimana, ma diversi fratelli e sorelle. Quindi invitiamo i nostri fratelli che hanno compiuto gli anni, fratelli e sorelle che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana, per fargli un tanti auguri. Oh Junior, vieni qua. Mamma mia. Quanta gente, hanno battuto gli inizi di settembre qua, eh? Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro per augurargli un benedetto nuovo anno di vita. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo in questo momento per ogni nostro fratello e sorella che ha compiuto gli anni in questa settimana, nel quale hai concesso un nuovo anno di vita. Ti preghiamo per Vanessa, per Aline, per Daniela, per Edoarda, Signore, per Samara, Sonali, Anderson, Junior e Gilson, Signore, che tu possa essere con loro in questo nuovo anno, accompagnandoli in ogni giorno della loro vita. Che la tua mano sia su di loro, donandogli pace, amore, prosperità, realizzazioni, gioia, ma soprattutto che la tua presenza possa essere costante nel loro cuore. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti
Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Facciamo un'ultima preghiera insieme. Vi chiedo solo per oggi, solo per questa preghiera, che possiamo tutti quanti darci le mani per sigillare questo tempo di essere Chiesa. Anche i bambini, quietatevi un attimino. Tutti quanti, ci diamo le mani. Date la mano a qualcuno ai ragazzi in regia, togliete le mani a William dalla tasca, fate in modo che prenda la mano di qualcuno. Chiudiamo questo cerchio di essere Chiesa e preghiamo insieme perché questa unità che oggi Dio sta rinnovando e sigillando su questa Chiesa, questa unità in Lui, possa prendere sempre di più vite per mezzo di questa unità, che questa Chiesa quest'anno possa fare veramente la differenza intorno a sé. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti preghiamo in questa sera. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai fatto vivere, ti ringraziamo per questi 20 anni di Chiesa, ti ringraziamo per questo ultimo anno, Signore, in cui tu hai moltiplicato i miracoli, Signore, su questa tua famiglia, ma ti preghiamo, Signore, perché a partire da oggi questa Chiesa possa essere sempre di più Chiesa, possa vivere sempre di più l'essere uni in Cristo, che tu, Signore, sia la nostra testa, il nostro punto di riferimento, colui che ci guida e che ci protegge ogni giorno, e che noi con le mani alzate dietro di te possiamo seguirti in questo proposito che tu hai messo davanti a noi. Sigilla, Signore, e rinnova ancora una volta il nostro essere uno in Cristo, e benedici la tua Chiesa, e che l'amore che tu hai per noi, che la grazia che tuo Figlio ha versato su di noi e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.